Benvenuti nell'edizione serale del telegiornale di Tentel Europa Network. Guardiamo i titoli. Il segretario nazionale del PD, ospite in una trasmissione della RAI, auspica una candidatura condivisa per la Calabria nel segno del rinnovamento. 7 persone, 4 romeni e 3 italiani, sono state arrestate dai carabinieri su richiesta della Procura di Crotone con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Si è dimesso stamattina il reggente dell'ASP di Cosenza, da oggi la più grande azienda sanitaria territoriale della Calabria è senza guida. Tutti in spiaggia a Praia Mare per cantare con Giovanotti. L'artista ha usato parole belle per la Calabria, una grande festa senza alcun problema. Musiche, canti e balli per esaltare la cultura Art Brescia, oltre 20 i gruppi che hanno sfilato per le vie di Civita. Allora, buonasera e benvenuti. Oggi non si può dire che sia stata proprio una giornata tranquilla dal punto di vista politico e non è stata una bella giornata per il governatore della regione Calabria Mario Oliverio, visto che il segretario del PD Zingaretti è stato più chiaro che mai in un programma televisivo della RAI. Adesso vi mostreremo quello che ha detto e questo ha scatenato poi anche la necessità di una riunione urgente dei vertici del PD calabrese che si sono riuniti per l'appunto alla Mezzia Terme. Insomma, il PD pensa a un cambiamento e non vede in Mario Oliverio appunto questo cambiamento. Allora velocemente vedremo il servizio che riguarda appunto quello che ha detto Zingaretti e poi le dichiarazioni che abbiamo registrato invece alla Mezzia Terme quest'oggi. E adesso che si fa? Sentite cosa ha detto su Oliverio Zingaretti partecipando ad una trasmissione della RAI. In Calabria c'è un'indagine, la Procura sta indagando. Noi abbiamo già detto anche al Presidente attuale che io credo sia tempo opportuno, anche se è stato fatto molto, di voltare pagina, di costruire per le prossime amministrative calabresi un progetto che allarghi, che metta più forze in campo, che metta anche nuove energie e individui una candidatura nuova, più unitaria e che interpreti di più il rinnovamento che quella regione interpreta. Abbiamo aperto anche in Calabria un processo di rinnovamento perché credo che gli italiani da noi si aspettino questo adesso, non solo criticare chi governa, e lo faremo all'infinito per il bene dell'Italia, ma anche offrire nelle regioni e in Italia un'alternativa. Non è proprio il massimo della condivisione, anzi tutt'altro. Il messaggio è chiaro, il PD da Roma non vede più di buon occhio la ricandidatura del presidente Oliverio. In pratica è una conferma di ciò che già si sapeva, ma questa volta la differenza è che ad esprimersi in questo modo non è un dirigente dei tanti, ma il segretario nazionale del partito. È chiaro a questo punto che Oliverio dovrà trovarsi una nuova casa o casacca, magari quella del civismo? Può essere una strada percorribile, anche se resta valida la pista primarie. Già, le primarie, ammesso che si faranno mai. Le parole del segretario Zingaretti hanno portato a convocare una riunione urgente dei vertici regionali del Partito Democratico che si è tenuta alla Mezzia Terme. Presenti, oltre al governatore Mario Oliverio, anche Nicola Oddati, responsabile nazionale PD per il Mezzogiorno, e Stefano Graziano, commissario regionale del PD. Noi riteniamo che questa fase di rinnovamento sia indispensabile se vogliamo competere per le prossime elezioni regionali, che debba partire dai buoni risultati acquisiti da questa esperienza di amministrazione regionale, ma anche dai limiti che naturalmente ci sono stati, anche perché non è che ci sono ruoli che vengono affidati per opere e virtù dello Spirito Santo oppure per discendenza divina. Sono scelte che si compiono tutte insieme. C'è un'opinione del partito, del gruppo dirigente nazionale, della quale bisogna pure tenere conto. C'è il territorio, ma c'è anche la nostra opinione. Noi lavoreremo per trovare la sintesi più alta possibile che sia condivisa nel modo più largo dal partito. Questo è l'obiettivo sul quale ci accingiamo a lavorare. Penso e spero che il Presidente Oliverio abbia, mi faccio appello alla responsabilità, che aiuti il processo del cambiamento, perché questa è l'unica soluzione reale per la Calabria che oggi è ancora in una condizione di difficoltà. Si discute dunque attendendo le decisioni e la disponibilità di Mario Oliverio e si scopre che neanche le primarie sono ancora così certe. Si fanno le primarie quando ci sono più candidati in campo. Se, come noi speriamo, c'è una candidatura condivisa che unisce tutti, non ce ne sarà bisogno.
Quindi siamo ancora davvero nel regno dell'incertezza, quindi nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più. Andiamo alla cronaca adesso e andiamo a Crotone, dove oggi è stata smantellata un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Sono 7 le persone arrestate, 4 romeni e 3 italiani. Gli indagati adescavano anche sui social ragazze dell'Est che venivano convinte a venire in Italia con la promessa di un futuro migliore. Poi le costringevano a prostituirsi. Vediamo. Adescavano giovani donne dell'Est Europa per poi avviarle alla prostituzione. 7 le persone arrestate oggi dai carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che hanno così smantellato un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una giovane vittima, una ventenne romena che ai carabinieri ha raccontato il suo incubo fatto di violenze e soprusi. Ha avuto la forza di rifugiarsi e di raccontare, formalizzando appunto una denuncia, tutto l'accaduto, che ha permesso appunto di comprendere quali attività fossero state commesse nei suoi confronti, e quindi prostituzione su strada e in casa di diversi soggetti sia nel comune di Crotone che di Isola di Capo Rizzuto, privandole della loro vita. Come abbiamo potuto riscontrare questa notte nel corso dell'esecuzione delle misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Crotone, condizioni igieniche davvero precarie, nelle quali appunto poi si trovavano le donne e spesso anche minori, figli delle donne. 6 le ordinanze eseguite oggi dai carabinieri, mentre una 7ª persona è attualmente ricercata. 2 persone, 2 soggetti rumeni sono finiti in carcere, mentre una donna di origine rumena è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, così come 3 soggetti di nazionalità italiana. Le vittime preferite erano proprio le giovani donne in difficoltà, soprattutto quelle che vivevano una situazione di degrado familiare, oppure delle giovani ragazze madri che avevano necessità di trovare un lavoro per accudire i propri figli. Le donne dunque venivano convinte dal gruppo a venire in Italia con la promessa di un lavoro e di un futuro migliore, poi per loro iniziava un vero e proprio incubo. In particolare i cittadini rumeni attraverso i social network contattavano donne connazionali magari in difficoltà economiche o comunque con problematiche di vario genere, invitandole a venire in Italia dove avrebbero potuto trovare una vita migliore. Capisco che molti pensano che nella realtà le donne arrivano dall'est piuttosto che dall'Africa sapendo di doversi poi prostituire. In questo caso non è stato così. Una ragazza appena 18enne viene in Italia attirata ancora dalla promessa, dal sogno di condurre una vita più agiata. E in realtà viene poi costretta da quello che doveva essere il suo fidanzato, viene invece avviato un altro percorso, quello appunto di vendere il proprio corpo per strada. Gli arrestati adesso sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, lesioni personali e minacce aggravate. Allora, torno velocemente alla politica perché è appena arrivata la notizia, una notizia battuta dalle agenzie di stampa, che in Emilia-Romagna si fa l'ipotesi di voto per le elezioni regionali al 26 gennaio del 2020 e siccome il governatore Oliverio aveva detto che probabilmente avrebbe preferito seguire la stessa data dell'Emilia-Romagna, quindi potrebbe essere questa la data del voto anche in Calabria, il 26 gennaio prossimo. Torniamo alla cronaca, dopo Crotone andiamo a Reggio Calabria, dove a Reggio Calabria la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione e sotto la lente di ingrandimento è finita una società maltese che opera nel settore del gioco online e che avrebbe nascosto al fisco ricavi addirittura per 4 miliardi di euro. Vediamo. Una maxi evasione da 4 miliardi di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria insieme al Nucleo Speciale Entrate e al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Nel mirino degli inquirenti una società maltese con organizzazione in Italia operante nel settore del gioco online. L'indagine fiscale è scaturita dall'operazione Galassia che nel novembre del 2018 portò a 18 fermi e al sequestro di società nazionali ed estere, siti di scommesse online e altri beni per un valore pari ad oltre 723 milioni disposti dalla DDA di
diretta da Giovanni Bombardieri. Dall'indagine era emersa l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso con proiezioni transnazionali costituita da soggetti appartenenti all''ndrangheta che, avvalendosi di società estere, tra le quali la società al centro delle verifiche, che poi ha cambiato compagine sociali e adesso non ha alcun legame con fatti di 'ndrangheta, ha esercitato abusivamente l'attività di gioco in Italia, riciclando ingenti proventi illeciti. E così, al termine di una verifica fiscale relativamente agli anni di imposta 2015-2016, le Fiamme Gialle hanno scoperto l'omessa dichiarazione di ricavi per quasi 4 miliardi di euro e una base imponibile ai fini dell'imposta unica sulle scommesse pari ad oltre 1 miliardo di euro. I finanzieri hanno quindi accertato una maxi evasione d'imposta anche con riferimento all'IRAP per oltre 6 milioni di euro, all'IRES per oltre 47 milioni e alla IUS per oltre 71 milioni. Dalle indagini delle Fiamme Gialle successive all'inchiesta è emerso inoltre che la società, sebbene avesse aderito alla procedura di emersione prevista dalla legge di stabilità 2015 e fosse autorizzata a svolgere in Italia attività di raccolta di scommesse attraverso una serie di punti di raccolta distribuiti sul territorio, avrebbe continuato abusivamente a proporre scommesse in parallelo rispetto all'autorizzazione ufficiale, sottraendo imponibile all'imposta unica, all'IRES e all'IRAP, conseguente al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Allora, lasciamo la cronaca e andiamo a parlare di sanità, che è una delle nostre note dolenti, come ben sappiamo. Stamattina si è dimesso il reggente dell'ASP di Cosenza, che quindi al momento è senza una guida. Guardiamo. Si è dimesso dalla guida dell'ASP di Cosenza il reggente in qualità di dirigente anziano Sergio Diego. E adesso che accade nella più grande azienda sanitaria della Calabria? Fino a quando resterà senza guida? Che farà il commissario? In attesa che qualcosa accada, le tante pratiche in sospeso dell'ASP rimarranno ferme, bloccate sul tavolo del dirigente che non c'è. Ora, come possono funzionare gli ospedali periferici che dipendono dall'ASP cosentina? Chi risolverà i problemi quotidiani? Insomma, non è certo il momento migliore per la sanità cosentina e calabrese in generale, visto che l'elenco delle aziende sanitarie e ospedaliere senza guida è lungo. Nemmeno nelle strutture in cui si è provveduto alla nomina dei commissari le cose vanno meglio, visto che questi ultimi non hanno nemmeno preso possesso dell'incarico loro affidato. Quindi la promessa di cambiamento tanto sbandierata nei fatti non c'è. Adesso, prima di parlarvi delle nostre brevi di cronaca, vi citiamo questa presunta doppia indennità e diverse assenze che riguarderebbe Franco Iacucci, il presidente della provincia di Cosenza, sindaco di Aiello Calabro e anche componente della struttura del capo di gabinetto del governatore Mario Oliverio, che è finito nel mirino della Guardia di Finanza, che ha fatto visita alla cittadella regionale nei giorni scorsi per l'acquisizione di alcuni atti e di varia documentazione. Da quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso ufficio di ragioneria della regione a denunciare le presunte anomalie di cui si è accorto, legate proprio alle indennità multiple percepite da Franco Iacucci a fronte di diverse e prolungate assenze dai luoghi degli incarichi regionali. Quindi una notizia ancora in divenire, quindi di cui poi evidentemente sapremo di più nei giorni scorsi. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. È stata aggredita dall'ex compagno che prima l'ha picchiata e poi ha tentato di violentarla, ma è riuscita a fuggire e rifugiarsi in bagno, da dove ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Lamezia Terme sono giunti sul posto e hanno trovato l'uomo nell'appartamento della ragazza mentre tentava di sfondare la porta. Bloccato, è stato arrestato per violenza sessuale, atti persecutori e lesioni personali e portato nella casa circondariale di Catanzaro. La donna ha riportato un trauma cranico-facciale e un trauma alla regione cervicale. L'Italia ha violato i patti di estradizione con la Spagna e così Domenico Paviglianiti, boss dell''ndrangheta, ha lasciato il supercarcere di Novara, dove era recluso al 41 bis dal 1999. Una complicata matassa legale ha portato alla sua scarcerazione definitiva. Era stato condannato ad un totale di 168 anni di carcere, ma ne ha scontati 23.
Era in avanzato stato di decomposizione il corpo di un pensionato trovato nella sua casa a Curinga. Gli abitanti del luogo, notando l'assenza dell'uomo, hanno chiamato i carabinieri di Girifalco, che si sono recati nella sua abitazione e hanno intravisto da una finestra il cadavere riverso per terra, esclusa l'ipotesi di una morte violenta. Sul posto è intervenuto anche il medico legale. La casa era chiusa dall'interno e non presentava alcun segno di effrazione, ma dato l'avanzato stato di decomposizione, l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare le cause esatte della morte. Era caduta nel garage ed era rimasta per terra semi-incosciente, accaduto a Fabrizia nel Vibonese, dove una pensionata è stata salvata dai carabinieri. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati perché non vedevano la donna da un paio di giorni. I carabinieri hanno poi contattato i familiari. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i sanitari del 118. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Adesso una notizia che non è per niente di secondaria importanza perché ha una valenza turistica e quindi economica. La città di Vibo Valentia finisce nella settimana enigmistica in un cruciverba. Guardiamo. È un giovane studente universitario specializzato in linguistica, con la passione della fotografia ed un grande amore per la sua città, Vibo Valentia. Questo straordinario mix ha portato Gabriele Costa ad essere protagonista in uno dei settimanali in assoluto più longevi e venduti, soprattutto in estate. Da oggi è in edicola il nuovo numero della ben nota settimana enigmistica ed il tradizionale cruciverba, una gita A, è dedicato a Vibo Valentia attraverso le sue foto. Come sia accaduto lo racconta lo stesso Gabriele Costa. A casa di Elena ho iniziato a fare la settimana enigmistica, leggendo il cruciverba una gita A ho avuto l'idea appunto di mandare le foto della mia città. Queste foto le ha scelte il giornale per creare il cruciverba, ha selezionato queste 6 in base agli incastri del puzzle, insomma. Io ne avevo mandate delle altre in cui c'erano appunto anche i resti delle greci, per esempio del Parco delle Rimembranze o le mura greche per l'appunto, però è stato scelto di rappresentare la Vibo medievale, che è quella che si conserva meglio. Diventa questa anche l'occasione per una sentita considerazione dedicata ai suoi concittadini. Io dico ai vibonesi che devono essere orgogliosi della loro città, perché può vantare millenni di storia come pochi altri posti in Italia, a mio parere. E essere orgogliosi della città significa anche saperla trattare bene, saperla rispettare. E l'invito che faccio alla popolazione di Vibo è per l'appunto questo. E così come invito appunto anche chi vive nei dintorni, ecco, a comprare la settimana enigmistica e magari grazie a queste foto apprezzare di più la parte antica di Vibo, che credo che in pochi conoscano veramente bene, anche chi viene dai comuni limitrofi. Bene, speriamo davvero che le parole di questo giovane servano a spronare tutta la cittadinanza di Vibo Valentia, perché la loro città, pur bellissima, finisce troppo spesso in fondo alle diverse classifiche di vivibilità. E adesso lo spettacolo a Praia e Mare sull'Alto Tirreno cosentino e calabrese. Ieri c'è stato il Giova Beach Party, questa grande manifestazione sulla spiaggia di fronte all'isola di Dino, almeno 25.000 le persone che vi hanno partecipato. Vediamo. Oh ragazzi! Ogni volta che ritorno rimango senza fiato. Giovanotti con queste parole si è detto davvero soddisfatto dell'ambiente che ha trovato e della gente che lo ha acclamato. Uno degli angoli più belli della Calabria, l'area dell'isola di Dino, lo ha accolto fin dalla tarda mattinata di ieri. Un mare splendido e un clima perfetto per il suo Giova Beach Party, che ha calamitato l'attenzione di 25.000 appassionati e turisti. La cifra è quella ufficiale fornita dalla prefettura di Cosenza, ma gli organizzatori parlano di migliaia di persone in più. È stata una vera festa dell'estate su una spiaggia bellissima e che ha consentito a tutti, gente di ogni età, di passare una memorabile giornata ballando e cantando. E in tanti hanno assistito al concerto direttamente dalle barche e dai pedalò ormeggiati nello specchio di mare antistante l'isola. Giovanotti, accompagnato anche da tanti amici e ospiti, ha dominato dal palco su quello che è stato allestito come un vero villaggio turistico, dotato di servizi e assistenza di ogni tipo, e tutto si è svolto con ordine, in piena sicurezza e serenità.
Alla fine archiviata anche qualche polemica da parte degli ambientalisti. Ci sembra davvero che nessuno, neanche la natura, abbia sofferto per questa gioiosa giornata di spettacolo e di divertimento. Dal mare alla montagna andiamo a Civita, dove una ventina di gruppi in costume tradizionale hanno sfilato per le strade per esaltare la grande cultura Arbresh. Guardiamo. Suoni e danze della tradizione Arbresh hanno animato il lungo percorso studiato dagli organizzatori, trasformando strade, piazze e vicoli di Spezzano Albanese in un enorme palcoscenico a cielo aperto per una serata all'insegna dell'aggregazione, del divertimento, della contaminazione e del coinvolgimento di residenti, visitatori e turisti. Ci tengo a sottolineare il nostro gruppo Shkiponjat, che significa aquile, tende a fornire un repertorio che è misto, da una parte fortemente legato alla tradizione Arbresh e dall'altra invece una sorta di rievocazione alla madrepatria, quindi con delle danze tipicamente balcaniche, quindi Shkiptar. Sono i canti polifonici senza l'utilizzo di strumenti e quello che avete sentito è appunto un canto polifonico. In generale i canti di Lungro cantano l'amore, solitamente quello combattuto, quello sofferto. In realtà noi rappresentiamo soprattutto i canti, quando siamo così nei raduni, canti d'amore. Per la seconda serata di Arberia, Festival internazionale della cultura Arbresh, ideato e curato dal direttore artistico calabrese Andrea Solano, sposato dall'amministrazione comunale di Spezzano Albanese e cofinanziato dalla regione Calabria, le delegazioni dei gruppi partecipanti sono state accolte dall'associazione Nayemi. È un momento in cui siamo insieme, ci divertiamo pure in un certo senso e ci scambiamo anche idee e anche notizie storiche, perché alcuni di noi si interessano di storia e quindi è un momento anche per confrontarci per quanto riguarda le nostre ricerche. È un canto nuziale che accompagna il vestimento della sposa. Tu sei bella, che superi la bellezza del sole, questo stanno dicendo. Ti è bucur di Nechkon. C'è sempre del fascino nelle valli Arbresh. Bene, andiamo a Montalto Fugo, dove si celebra il centenario di Ruggero Leoncavallo, il grande musicista, quello di Pagliacci. E domani c'è la presentazione della prima emissione del francobollo celebrativo. Franco Pascale, ideatore e curatore del museo dedicato a Ruggero Leoncavallo, domani una data importante, ricorre il centenario appunto di Ruggero Leoncavallo, tante le iniziative a Montalto Fugo, tra queste una davvero importante, lei è stato tra l'altro il promotore, ci sarà l'emissione di uno speciale francobollo. Esattamente, domani è il centenario, ricorre il centenario di Ruggero Leoncavallo e Montalto non si poteva esimere da dargli un riconoscimento, da ricordarlo, così come in tutto il mondo ci sono manifestazioni interessanti. Anche a Montalto abbiamo organizzato una giornata completamente dedicata a questo evento. Il clou della giornata è la mattina a partire dalle 10, dove presenteremo in assoluta esclusiva un francobollo che il Ministero dello Sviluppo Economico per lo Stato italiano ha dedicato a Leoncavallo. Sarà distribuito da Poste Italiane, che per l'occasione ci dedicherà anche un annullo postale dedicato per tutta la giornata. La serata invece vedrà una bella nutrita schiera di musicisti, di artisti che si esibiranno in brani proprio scritti da Ruggero Leoncavallo a partire dalle 20:30 al chiostro dell'ex convento di San Domenico presso il municipio di Montalto Fugo. Per i partecipanti ci sarà anche un omaggio molto particolare.
Sì, l'omaggio è di tutta la musica di Leoncavallo che possiamo dare, ma l'omaggio in particolare è una copia del certificato di nascita originale di Ruggiero Leoncavallo, da dove si evincono tutti e 10 i nomi che gli sono stati dati nel giorno del battesimo. Bene. Adesso parliamo ancora di qualcosa legato alla musica, da Montaltofugo alle porte di Cosenza, nel borgo di Sant'Ippolito, dove è nata una nuova realtà musicale, un'orchestra di fiati composta da ben 32 elementi provenienti dai licei musicali e dai conservatori del nostro territorio. Il primo concerto ufficiale è fissato per l'11 agosto nel corso dei festeggiamenti in onore di Sant'Ippolito. Nasce l'orchestra dei fiati di Sant'Ippolito, intitolata Ippolito Cerdullo, il trombettista del re. Il primo concerto ufficiale è il prossimo 11 agosto, siamo in compagnia di Andrea Filice, il direttore artistico, dunque tanta emozione per questa prima. Diciamo molta emozione, anche perché abbiamo racchiuso dei giovani provenienti dal territorio circondario, che provengono dai vari conservatori musicali, dai vari licei musicali, ed è una realtà bellissima, anche perché nel territorio di Cosenza è una delle prime che ha un repertorio diverso di tutte le altre bande solite. Proponiamo musica leggera, musica pop, musica da film, colonne sonore varie, quindi è interessante poterlo venire ad ascoltare. Quanti elementi? 32 elementi. Tutti giovanissimi? Diciamo che si aggirano dai 40 ai 16 anni. Padre Giovanni Cananzi, allora questo evento, questo concerto è inserito nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Ippolito. Sì. Anche quest'anno si rinnova quella antichissima e plurisecolare tradizione della devozione a Sant'Ippolito. Ma non siamo chiusi nel ricordo, nella celebrazione di un passato, ma viviamo il presente e creiamo il futuro con il nostro cammino di fede. Uno dei frutti di questo cammino è appunto la nostra orchestra, la nostra banda musicale, una iniziativa nella quale ho profuso tantissime energie, perché sono convinto di una cosa: il futuro della Calabria passa dalla capacità di mobilitare tutte le risorse positive che sono presenti, che sono tantissime. I ragazzi dell'orchestra sono una dimostrazione di questo. Io do molta importanza alla cultura, penso che sia la base sulla quale poi si innestano tutti gli altri settori. Se riusciamo a risorgere nella cultura, facciamo risorgere l'uomo e quindi poi risorgono anche le attività dell'uomo. Questo è il senso anche del cammino che quest'anno stiamo facendo e che già sta portando i suoi primi frutti. E non è vero che con la cultura non si mangia, anzi tutt'altro. Allora, prima di chiudere, le previsioni del tempo. Ancora bel tempo e caldo sulla nostra regione, grazie all'azione stabilizzante dell'anticiclone nordafricano. Questa configurazione rimarrà bloccata per almeno 7 giorni con punte di calore oltre i 40 gradi, a partire dal prossimo fine settimana. Domani cielo sereno, salvo locali addensamenti lungo il litorale tirrenico ed aree interne del Vibonese e Reggino. Temperature stazionarie con punte di 37-38 gradi nella Valle del Crati, intorno a 35-37 gradi sui versanti ionici del Cosentino e del Crotonese. Meno caldo su Catanzarese, Vibonese e Reggino, dove avremo un contenuto calo delle temperature, specie sui versanti tirrenici. Domani venti deboli dai quadranti occidentali sul Tirreno, con mare poco mosso. A regime di brezza dai quadranti orientali sullo Ionio, con mare poco mosso, quasi calmo il settore cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E per questa sera è tutto, vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata con i programmi di Tentel Europa Network, se lo vorrete. A domani.